siamo mossi innanzitutto sulla base delle segnalazioni di tanti cittadini che denunciavano una situazione igienico-sanitaria precaria e anche legata a aspetti di sicurezza. Il blitz al Parc Dal Negro è scattato all'alba con agenti di polizia locale e polizia di Stato che hanno operato in maniera congiunta, obiettivo sgomberare quello che con il tempo è diventato un maxi bivacco, popolato soprattutto da stranieri, molti provenienti dalla rotta balcanica. La misura per il primo cittadino era diventata colma e ciò che rimane a terra negli anfratti del parcheggio multipiano di Via Venier pare dimostrarlo. Le condizioni che abbiamo riscontrato stamattina, sia da un punto di vista igienico-sanitario che da un punto di vista della sicurezza, non sono assolutamente tollerabili. Sporcizia, rifiuti, feci, ma anche coltelli e attrezzi di dubbio utilizzo. Dopo le forze dell'ordine sono intervenuti tra gli altri anche gli operatori di Contarina per una bonifica. Quante persone in media alloggiavano? In circa ne abbiamo contato una cinquantina, sessantina. Poi di preciso non ho idea. Numeri a parte, non si tratta di una misura spot, in tal senso il Comune si è accordato con la stessa proprietà del multipiano. Che dal mese di giugno il parcheggio verrà chiuso con delle strutture, con delle paratie che ovviamente garantiranno la sicurezza e le uscite di sicurezza, ma allo stesso tempo impediranno l'accesso ai pedoni che vanno nel parcheggio non per parcheggiare, ma per bivaccare. Resta la consapevolezza di una stretta non risolutiva. Conte per primo guarda governo ed Europa. Il nostro paese, il nostro comune oggi non è più in grado di farsi carico dell'ospitalità di tutte queste persone. Ricordo che l'impegno dell'amministrazione comunale è già importante, abbiamo investito 750.000 euro, abbiamo incrementato i posti letto per le persone ai margini e in difficoltà. È altrettanto vero che il fenomeno migratorio va gestito in modo diverso e non può ricadere sui comuni. A Treviso, per il premio Lago Juniores, anche il governatore Alberto Stefani guarda allo sgombero del Dal Negro e rilancia sulla necessità di accordi con i paesi di origine, ma non solo. Ossia bloccare l'accesso illegale ai confini del nostro territorio. Questo è quello che ha fatto Matteo Salvini da Ministro dell'Interno, l'ha fatto con coraggio prendendosi 2 processi e credo che questa sia l'unica soluzione. Abbiamo dimostrato che volere è potere e che si può fare, quindi il sindaco ha fatto il suo dovere e le istituzioni sono al suo fianco.